continua in qualsiasi movimento politico, la Chiesa. Nutti ha scritto un libro straordinario, lo sto pubblicando io in rete, si chiama Vaticano SPA. Se guardate, ha preso tutti i documenti di un vescovo che prima di morire aveva tutti i documenti del Banco del Vaticano, di tutto quello che è stato il Vaticano oggi. Signori, allora il Vaticano non può dirmi qual è la vita, qual è la morte, è uscita con una cosa che io sono rimasto, sono rabbrividito, perché dice che la pillola del giorno dopo è da considerarsi aborto. La pillola del giorno dopo da considerarsi aborto. Ma se consideri aborto la pillola del giorno dopo, allora una trombata col preservativo cos'è? Abbandono di minore, cos'è? Omicidio per soffocamento. Allora, voglio dire, per non andare nei particolari, allora non ci sono soluzioni, e destra e sinistra fanno finta di bisticciare sulla vita, sulla morte, ma la vita e la morte sono due soluzioni politiche. O ci mettiamo d'accordo quando è vivo, uno quando è morto, ma ci possiamo solo mettere che d'accordo. Non c'è una verità scientifica e non c'è una verità religiosa. Per metà umanità, per 1,5 miliardi di musulmani, la morte è quando ti si ferma il cuore. Per l'altra metà, 1,5 miliardi di cattolici, è quando il cervello si ferma. Ma il cuore continua a battere. Chi ha ragione? Tutte e due, nessuno. È una convenzione. Ma sulle cose, destra e sinistra, sulle cose che ci cambiano realmente la vita, la qualità della vita, sono esattamente d'accordo. PD, PDL, PD-L vogliono fare inceneritori, rigassificatori, cemento, strade, raccordi, ponti, centrali nucleari, che si chiamino COP o si chiamano Impregilo, è la stessa identica società, è la stessa impresa, la stessa faccia. E allora la gente comincia a capire questo, e infatti siete qua perché volete delle risposte, perché cercate un'alternativa, e allora l'alternativa c'è. Le grandi rivoluzioni cominciano sempre che non se ne accorge nessuno. Mao ha cominciato la rivoluzione come? Andando a parlare nelle campagne ai contadini, non in città, ai contadini che non capivano Mao. La più grande rivoluzione degli Stati Uniti, quella dei neri, l'ha fatta una signora di 54 anni, Rosa Parks, quando un giorno sull'autobus dei bianchi lei si sedette lì e un bianco andò lì e disse si alzi, e lei per la prima volta nella storia dei neri disse no, non mi alzo, andate a fanculo. Una signora di 54 anni non pensava di rivoluzionare il mondo, e l'ha rivoluzionato. Noi qui stiamo rivoluzionando la politica italiana di 50 anni di malaffare, invertendo la piramide, partendo dal basso, con delle liste civiche di cittadini né di destra né di sinistra, ingegneri, avvocati, chimici, fisici, cittadini architetti. È interessante quello che succede, è un fenomeno che non si era mai visto grazie alla rete. La rete internet sta cambiando il mondo. Sta cambiando la comunicazione, i rapporti tra noi, la politica, elimina gli intermediari. I giornali stanno chiudendo perché non ci servono più. C'è Twitter, col telefonino tu fai SMS, informi durante il fatto perché ne sei testimone. Elimini il politico, non ti serve più avere uno che ti rappresenti da solo. Cioè la massa diventa intelligente con la rete, non ha più bisogno di un leader. I popoli che hanno bisogno di leader sono popoli bambineschi, stupidi, fanciulleschi. E allora sta succedendo questa cosa meravigliosa. Io ho fatto il V-Day, mi hanno accusato di dire parolacce. Io ho fatto il vaffanculo day, ma il vaffanculo non è una brutta parola, signora. È la rabbia dentro. È dire andate a fanculo. È dire basta con tutti. Non era una brutta parola vaffanculo, l'hanno anche depenalizzata la Cassazione. Vaffanculo è un consiglio turistico, erotico, sessuale. E ci sono andati. L'80% dei partiti ci sono andati, e questa è la grande vittoria. E noi, quel giorno dell'8 settembre, nel silenzio dei media, 1,5 milioni di persone per tutte le città d'Italia, sono andate in un giorno a mettere delle firme per fare una legge popolare descritta dalla nostra Costituzione, legge popolare. 350.000 firme in un giorno per fare cosa? Per poter almeno diventare un paese normale. Cosa volevamo fare con le leggi popolari? Mandare a casa
mandare a casa i condannati in via definitiva in Parlamento, che sono aumentati, ne abbiamo 20 ancora in Parlamento, mandare a casa almeno quelli 80, ce ne sono anche 80 condannati in primo grado, secondo grado, patteggiati, prescritti. Abbiamo 100, scusate, pensate alla dicotomia che abbiamo 100 parlamentari oggi in Parlamento che sono dei fuorilegge, condannati, che firmano le leggi. Fanno delle leggi dei fuorilegge e noi dovremo seguire le leggi fatte dai fuorilegge. Ma allora, che paese è questo? Che paese? 350.000 firme messe in un cassetto, i cittadini non contano più? Allora, dopo 2 anni mi sono incazzato, ho preso una webcamera, sono andato davanti al Parlamento, l'hai visto su YouTube, mi sono filmato vestito di rosso da Pittime. La Pittima era quella figura inventata a Genova nel 500, che si vestiva di rosso e il creditore, che doveva dei soldi, la mandava a seguire il debitore, e la Pittima lo seguiva sempre il debitore. E glielo menava, non era violento, diceva dai, dagli i soldi, finché questo per esaurimento gli dava i soldi. E in più non c'erano i giornali e la televisione, ma funzionava il messaggio, perché se tu vedevi uno con vicino uno vestito di rosso, tutti sapevano che quello lì doveva dare dei soldi a qualcuno, funzionava! Allora mi sono vestito di rosso da Pitti, sono andato davanti al Parlamento e mi sono fatto un filmino, da solo, e mi sono rivolto al capo della Commissione per gli affari istituzionali della Camera, onorevole Vizzini, che è quello che dovrebbe darci una risposta che noi attendiamo da 2 anni. 350.000 persone sono in debito verso queste persone qua, che non dicono nulla. Allora io mi sono piantato la telecamera in faccia e ho detto: onorevole Vizzini, se lei, entro brevissimo tempo, non ci dà una risposta di qualsiasi tipo e non risponde a 350.000 cittadini che hanno firmato questa legge popolare della Costituzione, io le giuro e le garantisco che 350.000 vittime la seguiranno passo per passo, dove va in vacanza, al ristorante, a prendere i figli, ci sarà sempre uno lì che glielo menerà a sangue. Bene, hai visto il filmato, no? Dopo 2 ore alle 11 di sera mi squilla il cellulare e era l'onorevole Vizzini che mi dice: ma com'è possibile che ci siamo dimenticati di questa cosa qua? Com'è possibile? Bene, e allora ha fatto un comunicato ANSA e ufficialmente la Commissione Affari Istituzionali, che è importantissima, mi ha dato un appuntamento il 10 di giugno. Sono stato convocato ufficialmente a parlare di queste 3 leggi che abbiamo fatto, leggi popolari, e uscirò, ma aspetta, non è finita, e vi prometto che uscirò con una promessa scritta da quell'ufficio lì e da quel senatore lì, perché dovranno dirci quando questa legge popolare sarà discussa in Parlamento, data, giorno e ora. Voglio la data, il giorno e ora, come dice la Costituzione, e andare a parlare in Parlamento di quella legge lì. Ci deve andare il primo firmatario della legge. Che combinazione! Sono io!